Sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane when it's grabbed my wings to embrace it for life. That I'll love, I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home, left you lying in the bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder, like a stone hanging around my neck, say, but it lift me for a breeze, my backseat. I gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try, but I'm still the same. I got to do it my way. Yeah. Too bad, but hey, that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause it ain't the first time now that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life. That I'll love, I'll never be nobody's wife. Yeah. It's too bad, but hey, that's me. What goes around comes around, and you'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause that ain't the first time, oh no, that a man goes insane. 'Cause when I spread my wings, to embrace it for life. That all is love, I'll never be nobody's wife. Yeah. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e bentrovati a un'altra puntata di Attenti a quei due. Io sono sempre Alessandro Branduardi dalla Chiarella e come ogni martedì alla mia sinistra chi c'è? C'è Andrea Villaradesio. Buon pomeriggio a tutti, buona Padania e soprattutto, anche se un po' in ritardo, buona Pasqua e buona Pasquetta. Bene caro Villa. Bene, 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 benissimo. Allora, come hai visto, come promesso ai nostri ascoltatori, ieri pomeriggio... Ho sentito un rumore stranissimo in cuffia, no, a posto. Non me ne sono accorto. Ieri mattina ho promesso che oggi pomeriggio saremmo ritornati qui in diretta con Attenti a quei due su Radio Padania, promessa mantenuta. E così quindi si fa. oggi vogliamo una promozione dai nostri ascoltatori e ci dovete chiamare fra poco quando apriremo le linee allo 0266203529. Ripeto, 0266203529. Oppure, se non volete fare la telefonata perché non potete telefonare in questo momento perché magari siete al lavoro, o se non potete chiamare perché siete timidi, la vostra timidezza vi blocca, o se siete talmente taccagni da non voler spendere quei pochi ore di telefonata, potete mandarci un SMS al numero 346 642 7756. I vostri SMS li leggiamo tutti, dal primo all'ultimo. Ecco, e allora, giusto appunto, oggi invece di, come consueto, di leggere l'ultimo post del nostro segretario federale, noi vi facciamo ascoltare direttamente la sua voce, che è un estratto della trasmissione che è andata in onda martedì scorso su La 7. Lo facciamo ripartire da capo a voi. Come il PD sta affrontando il tema corruzione e quanto dal suo punto di vista è un caso grave quello che stiamo trattando? Secondo me Renzi ha fatto degli errori perché la pena deve essere certa e quindi fra gli ultimi provvedimenti
lo sconto di pena anche per i corrotti che hanno buona condotta in carcere. Ogni anno passato in carcere, se un corrotto sta tranquillo, gli sconto 5 mesi. Non è un bel segnale. Se vieni condannato a 10 anni, stai in galera per 10 anni. Non è che ti faccio gli sconti, esci 1, 2, 3, 4 anni prima, altrimenti viene meno tutto. Perché sono segnali culturali, la depenalizzazione, il fatto che poi se la corruzione è tenue, è lieve, non va in galera. No, chi sbaglia paga. Però siccome prevenire è meglio che curare, io insisto, visto che poi sono tutti bravi a intervenire quando le cose emergono, la Lega è dal 5 dicembre che chiede chiarezza sulla gestione del centro di immigrati più grande d'Europa. 4.000 persone, 90 milioni di euro di business, anche lì cooperative. Il ministro Alfano tace da allora, Renzi men che meno. Qualcuno ci dice a Mineo se gli appalti sono trasparenti o meno. Piccola nota di cronaca. Questo vale anche per Mafia Capitale. Io mi aspetterei come segnale, anche se la giustizia magari non prevede, ma moralmente, che i politici che hanno preso i soldi dalle cooperative di Mafia Capitale a Roma, piuttosto che da questa CPL di Ischia che ha finanziato la campagna elettorale di parecchi politici del Partito Democratico, sarebbe bello che restituissero alla comunità i soldi arrivati da queste cooperative. Ma guardi Floris. Ecco, allora caro Villa, come avranno immagino capito da casa i nostri ascoltatori, il tema di oggi sarà proprio quello un po' della giustizia, per quanto vogliamo, e se di giustizia vogliamo parlare, lo facciamo, lo dico con una battuta chiaramente, se di giustizia vogliamo parlare, lo facciamo con le parole del Partito Democratico, è vero? Certo, parliamo di legalità. Legalità. Questa parola misteriosa, sconosciuta e anche un po' troppo spesso abusata. Soprattutto abusata come la parola abusata. Democrazia. Assolutamente sì. Parole che vengono utilizzate molto molto spesso dagli esponenti del PD per riempirsi la bocca. Ma a sproposito, secondo me. Ma molto a sproposito, molto come quelli che usano magari delle parole, dei termini un po' ricercati, ma senza sapere realmente che cosa significano quelle parole lì, no? E quindi, caro Andrea, spiegaci perché di che cosa parliamo, che cosa trattiamo oggi, quindi i nostri ascoltatori su che cosa potranno intervenire. Allora, è molto semplice, ascoltatori, mi raccomando, telefonate e manifestateci tutta la vostra arrabbiatura per quello che è stato fatto da questo governo. O il vostro consenso, qualora fosse. Sì, perché se siete un delinquente truffaldino è ovvio che su certe cose potreste essere favorevoli, ma non penso proprio che gli ascoltatori di Radio Padania Libera siano così. Ma posteri larga sentenza. Perché il bello della radio è che tu non lo sai che c'è dall'altra parte del microfono ad ascoltare. No. Non lo sai, può esserci chiunque. Com'è che si chiamava quello lì che ogni tanto chiamava qui da queste zone qua? Angelo, Mario, Luigi. Quale? Non so. Luigi da Vimercate. Là, quelli. Che è un elettore del PD. È bravo. Esatto. Bravo, però magari la vede diversamente da noi. Certo. Quindi. Se l'avesse vista come noi sarebbe stato della Lega. O quantomeno non sarebbe stato del PD, soprattutto. Infatti. Vabbè. Comunque, da pochi giorni è partita la campagna sconti della criminalità, un po' come al supermercato. Ah, quindi c'è anche una Fidati Car per caso? Può darsi che la facciano, perché sai, all'S lunga si può dire S lunga, faccio pubblicità. Comunque, in certi supermercati in questo periodo c'è la campagna sconti, ci sono le offerte promozionali, perché è primavera, e invece qua il nostro governo ha fatto la campagna sconti per la criminalità, una vera e propria scappatoia, secondo me, che hanno concesso a tutti i delinquenti, così la possono far franca per l'ennesima volta. Insomma, un altro affronto alla giustizia italiana fatta da un governo e da questo governo, perché il 2 aprile precisamente, quindi è passata giusto una settimana, è entrata in vigore la norma che prevede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Per particolare? Tenuità
Tenuità, quindi un reato tenue, è come una tinta tenue, sì. non un giallo carico No. o un rosso magenta. È un po' come quel un rosino, rosa un pastello, celestino, l'azzurrino chiaro, colorini, un po' così. Sono reati ritenuti particolarmente tenui, come possono essere il furto, la corruzione, l'istigazione a delinquere, l'abbandono di minori, l'incesto, la truffa, la violazione di domicilio. No, scusami, tu adesso ti stai contraddicendo. Ma perché mi sto contraddicendo? Beh, perché hai appena parlato di reati tenui, quindi non so, un reato tenue potrebbe essere, anche se non è una cosa da fare, non so, magari un taccheggio al supermercato di un pacchetto di Würstel, oppure che ne so io, andare in chiesa a accendere un lumino senza pagare il 50 centesimi o l'euro. Queste cose qui sono reati tenui, su via. Sì, che magari è il reato qui, che tu hai fa la vecchietta che non riesce ad arrivare a fine mese. Okay. Tu hai parlato di istigazioni a delinquere, hai parlato di abbandono di minori, cioè corruzione, non è che hai detto cose... violazioni di domicilio anche abbiamo parlato. Cioè tu entri in casa mia senza permesso, senza... È tenue, certo, è tenue. Voi leghisti... Allora non chiudo più la porta, così almeno... ma lasciala perdere. Tanto, ma fai così metti la tenda per i muschi. Ma fai così anche te. Stasera quando torni a casa, anziché andare a casa tua, butta giù la porta del vicino, entra da lui, tanto ormai mi siedo a tavola e gli mangio la sua pasta. Certo, tanto è tutto tenue ormai. E basta, e fai così. Questo è stato deciso. Allora lo dico al mio vicino di governo, casa, lo dico al mio vicino di casa che è in ascolto. Per piacere, questa sera un bel risotto, grazie. Ecco così. Un risottino con i funghi e vengo lì anch'io. Ecco, quindi due. Non c'è problema. Voi potete andare, tanto. E quindi questo governo, dicevi... E quindi ha fatto questo governo pieno di gente, di deputati, di senatori, di esponenti che non fanno altro che riempirsi la bocca parlando, anzi cianciando di legalità. E se noi pensiamo a questo provvedimento e lo uniamo anche ai tagli che questo governo ha fatto alle forze dell'ordine, è un vero e proprio colpo al cuore della sicurezza del paese e anche alla certezza della pena. E direi proprio di sì. Ma un'altra cosa che mi viene spontaneo aggiungere, ma alle vittime poi, a qualcuno ci avrà pensato, insomma. Ma che vittime? Sono reati tenui, ma poverini, ma insomma, ma anche queste vittime, ma anche queste vittime che la smettono di fare le vittime, ma che la piantino lì un pochino, dunque. Ma insomma, ma perché alla fine istigazione a delinquere, ma cosa vuoi che sia? La violazione di domicilio, torniamo alla violazione di domicilio. Perché devi fare la vittima se io vengo a casa tua, ti sbatto giù la porta e ti entro in casa? Ma che problema c'è? Ma che problema hai? Vedi che sei il solito leghista, lombardo, padano, freddo, magari vai anche nel mio bagno, fai quello che devi fare e poi non tirare neanche l'acqua. Ma no, che non la tiro là, anzi così mi fai risparmiare quel mezzo litro d'acqua. E faccio apposta a farne tanta, così già che ci sono mi sfogo per bene. Molto bene, mi fa piacere tutto ciò. Anche la truffa, è ovvio che la truffa sia considerato un reato tenue, perché se io vengo a truffarti e tu ti fai truffare, ma perché devo andarci di mezzo io? È un problema tuo che ti fai truffare. E qui mi viene il solito sospetto che mi viene tutti i martedì. Ma queste cose dov'è che possono succedere? In un paese del Menga. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga. L'era una tribù dei negri del Menga, grande, ciula e balabiot. Oh Vakaputanga, ma guarda che razza, dei negri del Menga. E il gran capo Bantuva la lunga, e il usava sempre in sci. Al gran capo Bantuva la lunga, che piaceva la donna bislunga, e il aveva una mia rotonda. Ma è arrivata la prima telefonata e quindi facciamo entrare il primo ascoltatore. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. È Padania Libera, io sono Bona di Scorzè. In Veneto. Stavo andando a lavorare, vi ho sentito
sono in macchina. Ma perché va a lavorare, signora? Perché guarda, deve lavorare? Che brutta abitudine che ha lei. Sì, vado a lavorare per mantenere quei 4 ciulli, quei 40 ladroni, come si dice Alibaba e 40 ladroni. Allora fa bene la signora, brava. Signora, lei che lavora è un esempio diseducativo. Lo sa? Si vergogni, signora, si vergogni. Io stavo ascoltando quello che dicevate prima. Purtroppo non è uno scherzo quello che avete detto, perché è successo a Padova, è successo a Mestre, che hanno trovato le case occupate e purtroppo i giudici hanno detto che prima dei 3 mesi il proprietario non poteva entrare dentro in casa. Capite? Allora io dico sempre questo a mio marito: per fortuna che siamo uno o l'altro, siamo sempre a casa, ma se io spero di no, ma se mi dovesse succedere una cosa del genere, io a casa mia entro, perché se trovo la porta chiusa io stacco la porta di casa mia, entro dentro e poi quando siamo dentro vediamo chi è il padrone, capisci? Io la penso in questa maniera e questa è una maniera sarda da pensare, che a casa mia comando io, entra chi che voglio, chi che è invitato, non una persona qualunque, mi capite? Specialmente se sono stranieri. Guarda, mi dispiace dover dire questa parola, perché non volevo proprio dirla, perché purtroppo ci sono anche degli stranieri bravi, adesso non bisogna mai fare di tutto l'erba un fascio, però se io dovessi capitare una roba del genere, io sarò su tutti i giornali. Sì, sono orgogliosa di essere razzista, perché il razzista mi ha fatto diventare il governo italiano, capisce? E allora io sono contenta di esserlo. Signora, io mi auguro sempre con questo e vi ringrazio tanto di aver spronato alla mia idea. Grazie. Arrivederci, buona Padania. Grazie. Noi chiaramente abbiamo scherzato un po' con la signora, però purtroppo questa è il sentir comune che c'è ovunque, in tutte le piazze. Si chiedono il perché loro signori. E io invito. Anziché andare in giro a fare i buonisti questi qua e poi scandalizzarsi se la gente ha certe reazioni, si chiedono il perché e facciano qualcosa per evitare che certe reazioni poi si ingenuino. Io invito la signora e tutte le altre persone che la pensano come la signora, con le dovute maniere chiaramente, quando capita in piazza il gazebo del PD, come è successo 2 domeniche fa alla Chiarella, andate là con un tono di voce sostenuta e queste cose qua gliele dite in faccia davanti alla piazza, perché questi devono diventare rossi dalla vergogna. Anche perché ormai l'istigazione a delinquere non è più reato, per cui siccome l'hanno depenalizzato ed è ritenuto tenue, si può istigare quanto si vuole. Bene. Pronto? Padania Libera. Da Piovesi. Ciao. Vorrei lanciare uno sport nuovo, molto divertente, che ho già praticato con successo, proprio fai delle domeniche da paura, no? Sì. E un'altra, per fare una precisazione, succede sempre che quando la signora anziana, magari a me è successo così almeno, la signora anziana viene ricoverata in ospedale, è da sola, no? L'infermiere, che di solito in genere per lo più è di sinistra, chiama gli amichetti dei centri sociali, questi vanno, buttano giù la porta, occupano e poi vendono l'alloggio, vendono l'occupazione all'immigrato, non è che lo fanno gratis. Addirittura. Sono capitati tanti casi in cui, come dicevo, lo sport che volevo lanciare è il andare a liberare un alloggio occupato. Tipo ad esempio, due esempi velocissimi. Una signora anziana è stata ricoverata a Torino, no? È successa tutta sta cosa, no? Noi siamo andati a liberarlo, gli occupanti rivendicavano il diritto di dover stare lì perché avevano pagato. Ma finché non hanno fatto i cattivi loro, non abbiamo fatto i cattivi nemmeno noi. Cioè, l'altro caso, una donna, avrà avuto una quarantina di anni, con 2 bambini piccoli, separata, senza soldi, è andata per un paio di settimane a stare dai genitori, no? Perché aveva problemi a fare la spesa. Quando è tornata ha trovato la casa occupata, stesso meccanismo. Purtroppo io mi auguro che possa essere stato un caso isolato quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore che ha appena chiamato, anche perché se così questo fosse un modus brevettato, aiuto, forze dell'ordine, avete sentito, indagate. Ma come ogni martedì a quest'ora, Attenti a quei 2 di martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei 3 con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro!
Buongiorno a voi tutti. E allora, caro Vladimiro, tra 3 settimane, dico settimane non mesi, avrà inizio ufficialmente l'Expo di Milano e al di là della propaganda di Renzi e di tutti coloro che parlano di crisi economica finita, la nostra Milano continua a fare i conti con situazioni sociali molto preoccupanti. Povertà e sanità sono infatti 2 elementi di cui ci parla oggi il nostro opinionista Poggi. Sì, esatto, purtroppo al di là delle trombe che squillano molto spesso per propaganda, ricordo la frase emblematica del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che qualche giorno fa ha detto la crisi è quasi finita, bisogna capire cosa vuol dire quasi e soprattutto chi cerchiamo di prendere in giro, basterebbe fare appunto un giro tra gli artigiani e i piccoli imprenditori per capire quanto questa crisi non solo non sia finita, ma sia irreversibile, perché abbiamo agevolato le banche e i grandi finanzieri a discapito della gente che lavora e che ha sempre lavorato tenendo alto il nome dell'Italia nel mondo. Al di là di questo ci sono 2 cose molto gravi che stanno avvenendo a Milano. La prima si chiama povertà. Nei giorni scorsi ho realizzato un servizio presso l'Opera San Francesco per i poveri che dalla fine dell'Ottocento, grazie ad un gruppo di frati cappuccini, è diventata negli anni un punto di riferimento per tutti gli emarginati, gli indigenti, coloro che fanno davvero fatica, se non addirittura non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Abbiamo fatto un giro con la troupe, abbiamo scoperto che questi frati, sostenuti da volontari a cui bisognerebbe fare delle statue perché non percepiscono nulla ma danno una grossa mano all'opera, loro riescono a sfornare 2800 pasti al giorno, ripeto 2800, diviso tra 1500 pranzi e 1300 cene. Facendo appunto il giro abbiamo scoperto una cosa che grida vendetta al cielo, ovvero che delle 3 nazionalità che si rivolgono negli ultimi anni sempre di più alla mensa della carità dei frati, c'è al primo posto il popolo dei rumeni, e al terzo posto i nordafricani e al secondo posto gli italiani. Cioè gli italiani sono secondi solo ai rumeni per indigenza. A Milano addirittura si parla del 28% dei milanesi che ha grosse problematiche e che sfiora la povertà assoluta. Stiamo parlando di una percentuale assurda, agghiacciante. Praticamente poco meno di un milanese su 3 è povero, ma povero davvero. Non povero perché non va in vacanza, povero perché non ha da mangiare. Questa è la prima grande vergogna a 3 settimane dall'Expo, che tra l'altro andremo a vedere anche se non sarà mai finito in tempo. La seconda cosa invece l'abbiamo scoperta facendo un giro ai pronto soccorso e in questo senso un bel approfondimento lo hanno fatto i colleghi del Corriere della Sera. Perché? Perché nella Milano di Pisapia, nella Milano che si prepara appunto alla grande esplosione economica e enogastronomica del mondo, si scopre che se tu hai un problema e vai al pronto soccorso, uno qualsiasi del capoluogo lombardo, i tempi d'attesa, secondo un rapporto dell'Areo e quindi dell'unità per l'emergenza e l'urgenza di Milano, i tempi variano da 6 ore a 12 ore. Addirittura ci sono persone che prima del ricovero stazionano sulle barelle nei corridoi del pronto soccorso per ore e ore e ore. Tutto questo perché? Prima di tutto perché abbiamo preso in giro molto spesso la situazione sanitaria di Napoli, ma ci stiamo avvicinando in maniera molto reale. In secondo luogo dobbiamo ringraziare tutti i governi degli ultimi anni che hanno continuato a tagliare in nome della spending review, guarda caso fatta sempre sulla pelle dei cittadini e mai sulla pelle dei politici, ed ora abbiamo degli ospedali d'eccellenza che non hanno più i dipendenti necessari, i fondi necessari, non hanno più un'organizzazione e una turnazione degna di un ospedale di Milano e francamente mi sia permesso anche la polemica, dobbiamo ringraziare anche una determinata gestione prima della regione Lombardia, non mi riferisco a quella attuale ma quella prima, in cui la famosa sussidiarietà di Comunione e Liberazione ha continuato a premiare le cliniche private a discapito di quelle pubbliche. Comunque prepariamoci a vedere l'Expo e soprattutto prepariamoci
ad applaudire un'opera ancora una volta incompiuta che renderà il nome dell'Italia, se mai ce ne fosse bisogno, ancora più infangata nel mondo. Per ora è tutto, restituisco la linea e torniamo attenti a quei due. Living. Ma non si diceva soggiorno? Vi sembrerà tutto nuovo. Da Leroy Merlin ci sono così tante novità che puoi costruirci una casa. Scoprile fino al 26 aprile e partecipa agli 8 corsi gratuiti per scoprire i prodotti novità e imparare a posarli. Informati su leroymerlin.it. Mi racconti la solita storia, papà? C'è anche stavolta un'auto che puoi comprare a rate. Dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. La storia è cambiata. Solo con Toyota Paper Drive puoi restituire l'auto in qualsiasi momento senza pagare la maxi rata finale. Nuova Igo è tua a 100 euro al mese, TAEG 7,20. Anticipo 2.860 euro. Dettagli su toyota.it. MediaWorld festeggia 15 anni di e-commerce con sconti fino al 30% e tasso zero in 15 rate. Xbox One con Halo, smartphone Lumia e tablet Mediacom a 399 euro. TAN e TAEG 0%, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Voglio il mondo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Allora
Allora, Villa! Oh, Villa! Hai finito di mangiare o no? Ma che io sono qua sul palo, che sto riparando le frequenze di Radio Padania Libera. Vieni giù dal camioncino, lascia il panino un momento. Non ti sento! Siamo a posto, questo qua non mi sente. Ascolta, io non lo sento. Quello urla, para, non si capisce, vedo che muove la bocca. Ho bisogno della tenaglia, il cacciavite, aspetta, senti, chiamami al telefono. Ti richiamo tra un attimo, aspetta che qua mi chiamano. Ale! Dimmi! Dai, da Gadrecche che da me a posto la frequenza della Radio Padania. Dimmi, cosa vuoi? Cacciavite? Cacciavite a stella, tenaglia e poi passami quella pinza là, quella per cianfrinare. Dai, sì, fa sbene. Allora, cacciavite a spatola, sì. La pinza e poi? E poi quella pinza là, quella strana. E la tenaglia. Sì, vabbè, buonanotte. Ciao. Allora, vediamo, facciamo una prova. Vediamo. Vincent, ci senti? No, Vincent. Mi sa che non sente Vincent? Per me non sente, Senti come si sente bene, si sente già meglio di prima. Secondo me bisogna dare un colpettino lì, Vedi, allora, c'è la vita che è un po' moglie. Vuoi dire che devo no, se tocco quello lì prendo la scorsa. Ma per me è saltato fusibile. Mi me fidi no, dei fatti mesti lì. Dici? Sì, vedi allora, che ascolta, è quello lì. Facciamo un bel mestiere. Qua alla Chiarella dicono a ogni un felesso mestiere. Io vengo giù dalla Scala e a questo punto gli mandiamo un SMS al Vincent e gli diciamo di far venire un operaio specializzato. Mandiamo il tecnico. Poi mandano noi ad aggiustare i guasti e invece mandano me che guasta ancora di più. Che ho fatto l'agricoltore fino all'altro ieri, no, proprio fino all'altro ieri veramente. E vabbè, allora, quindi attenzione a tutti quelli che ascoltano Radio Padania dal Trevisano. Sulla frequenza 93.8 domani ci sarà la manutenzione tecnica, quindi se a pezzi magari non sentirete la radio, non preoccupatevi perché appunto c'è questo problema e ci sarà il tecnico, uno che le bonde fa il suo mestiere, che domani metterà mano e sistemerà la frequenza per aggiornamenti, quindi non preoccupatevi e portate soprattutto pazienza. E allora, caro Villa. Giusto. Domani esce il tecnico che, a differenza nostra, è bravo, sa fare il suo mestiere e saprà aggiustare la frequenza. Quindi calma, tranquilli, ma adesso ritorniamo a fare i nostri ufeleci, quindi il nostro mestiere. Facciamo gli attenti a quei due. Sarà meglio. Perché finalmente è arrivato il momento di una delle rubriche più apprezzate da amate dal nostro grandissimo pubblico di Radio Padania, che è la rubrica dell'angolo cultura e curiosità. Quindi che cosa accadde in quel 7 aprile? Il 7 aprile dell'anno 30, stando al Vangelo secondo Giovanni, è la data in cui morì Gesù. Facciamo un salto avanti di qualche anno, andiamo al 924, siamo a Verona. Davanti alla chiesa di San Pietro, Rodolfo II di Borgogna fa assassinare Berengario I, primo re d'Italia, il quale lo aveva spodestato dopo la vittoria di Fiorenzona. E mentre invece nel 1167, esattamente il 7 di aprile, a Pontida, i delegati della città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa. Meglio morti che schiavi! 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 La terra che il Barbarossa calpesta è la nostra terra. Appartiene a noi lombardi fin da quando abbiamo memoria. Noi, soldati della Compagnia della Morte, giuriamo di riprenderci questa nostra terra, di combattere il Barbarossa e mai voltare le spalle al nostro nemico, di riunire tutte le città in una lega e difendere il bene più prezioso di tutti, la libertà. La libertà! La libertà! Ecco, ritorniamo in studio dopo aver sentito direttamente la registrazione originale del 1167. Dagli archivi di Radio Padania Libera, che già esisteva all'epoca. E certo, e noi per scovare questo documento preziosissimo, rarissimo ed originale ovviamente,
siamo stati chiusi nei sotterranei della radio tutta Pasqua, tutta Pasquetta. Infatti a Pasquetta ieri io non ero qua in diretta perché ero di là a cercare. E io quando ho finito qui la diretta sono andato di là. Certo, alla fine ce l'abbiamo fatta però, per fortuna. Tiro mannanzi. Tiriamo avanti, andiamo al 1300 e oggi Dante Alighieri si perde nella selva oscura ed inizia così il suo viaggio nei tre mondi dell'aldilà, di cui parlerà diffusamente e dettagliatamente nella Divina Commedia. E qui mi viene da dire che parte anche il calvario di tanti studenti. Assolutamente. Nel 1520, in quel di Roma, il corpo di Raffaello Sanzio da Urbino viene tumulato nel Pantheon, esattamente nella cappella della Madonna del Sasso. Bello il Pantheon. Yes. Nel 1795 la Francia adotta il metro come unità di misura. E invece, finalmente, mi viene da dire, nel 1805 Ludwig van Beethoven dirige per la prima volta la sua terza sinfonia, che è meglio conosciuta come l'Eroica, che è quella che state ascoltando. Nel 1820 il generale venezuelano Simón Bolívar inizia la liberazione dell'Ecuador. Era il 1906, ci fu un'eruzione del Vesuvio che devasta Napoli. Nel 1933 in Germania il cancelliere tedesco Adolf Hitler promulga la prima legge antisemita che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici. Mentre invece nel 1939 l'Italia invade l'Albania. Un'altra cattiva notizia: nel 1943 Albert Hoffman sintetizza in laboratorio l'LSD. E invece nel 1944 un bombardamento della durata di circa 7 minuti effettuato dagli anglo-americani sulla città di Treviso causa centinaia di vittime e sfigura gravemente il centro storico della città medesima. Sempre nel 1924, sempre nel 1944, scusatemi, la strage della Benedicta da parte dei nazifascisti uccide 75 persone. Era il 1948, l'ONU istituisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Andiamo nel 1979, a Padova, il sostituto procuratore della Repubblica, Pietro Calogero, ordina l'arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Autonomia Operaia e Potere Operaio. Tra essi ci sono Toni Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Franco Piperno, e sono accusati di associazione sovversiva e insurrezione armata contro lo Stato. Alcuni degli arrestati vengono anche accusati di aver preso parte al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro. L'imputazione cade però nel 1980. In sede giudiziaria, durante il processo del 7 aprile, Calogero sostiene che Toni Negri sia stato la mente delle Brigate Rosse. Quasi tutte le accuse mosse agli arrestati vengono in seguito a cadere. Tutte. E per finire, nel 2001 viene istituita la giornata mondiale della salute mentale. Quindi oggi appunto è la giornata mondiale per la salute mentale. È la nostra giornata. Esatto. E come dicevamo, tanto per mettere sempre poi fare una chiosa, nella trasmissione di ieri il governo Renzi oggi pensa bene di chiudere gli OPG, che sono gli ospedali psichiatrici giudiziari. Complimenti per l'idea. Bravi e complimenti agli elettori in buona fede che ancora votano partiti come il PD. Prendete coscienza un po'. Nel calendario gregoriano, che è il nostro calendario, quello che usiamo tutti i giorni e che tutte voi, amiche Massai, avete appeso in cucina, che sia quello di Padre Pio, di Frate Mauro. Chissà perché il calendario è sempre appeso in cucina. Non lo so. Ma è venuta perché. Adesso la domanda.
Comunque, nel calendario gregoriano oggi si festeggia Sant'Ermanno. Se andate a vedere, lo trovate. Il proverbio del giorno è: guarda il ben, guarda il tut, l'homme senza danè, come le brut. E anche oggi, ahimè, la rubrica Angolo Cultura e Curiosità è terminata. Caro Villa, riapriamo le telefonate allo 0266203529 per chi volesse intervenire sull'argomento col quale abbiamo aperto la trasmissione, che è appunto, ricordalo tu, caro Andrea. Argomento giustizia, sicurezza e la... Ma già una telefonata? Pronto? Ricordiamo intanto l'argomento. Ricordiamo l'argomento, che è quello relativo alla sicurezza e al fatto che il governo Renzi abbia penalizzato, pensate, depenalizzato 157 reati. 157 reati. Scusami, mi viene spontaneo a dire. Allora, visto che prima parlavi di tinte tenui, quindi di reati tenui, queste sono 157 sfumature di grigio. Avanti il primo ascoltatore, pronto? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, qual è la sfumatura di grigio che preferisci di questo governo Renzi? È quella brizzolata ai miei capelli, l'unica sfumatura di grigio. Però, ragazzi, no, io, scusatemi, nel senso, sono Gianfranco, intanto siamo da Genova. Benvenuto. Volevo, poco prima, ora non so se è inerente all'argomento, però se parlate di sicurezza direi che ci siamo. Ci sono state un paio di telefonate subito dopo la canzone, quella del Neger del Menga. Ci sono state un paio di telefonate di signore che denunciavano appunto le occupazioni delle case. Ora, questo è un fenomeno che colpisce esclusivamente le case popolari. Ora, se non ricordo male, l'ALER, che è l'ente che si occupa delle case popolari, fa capo alla regione. E in Lombardia, se non ricordo male... però io ti ricordo che sono i comuni che gestiscono le graduatorie, e soprattutto sono i comuni che gestiscono le situazioni emergenziali di carattere abitativo. Tant'è che ti faccio un esempio: oggi pomeriggio a Milano, a Palazzo Marino, c'è proprio la commissione che si occupa di questo argomento. Prego, continua pure, scusami se ti ho interrotto. Scusami, chiedevo solo di farmi finire perché non riesco a interagire, sennò diventa complicato, perché mi arriva in ritardo la cosa. No, ti diceva, no, io lo so che sono i comuni che poi devono intervenire nell'emergenza. Il problema è che però la competenza nelle case, ce ne sono alcune, ce ne sono alcune migliaia che sono in competenza del comune, ma la stragrande maggioranza fa capo alla regione. Voi non credete, visto che più o meno, se non vado errato, ora con Maroni adesso non so quanti anni, però anche prima con Formigoni saranno 20 Guarda, io non anni. vorrei sbagliarmi, non vorrei smentirti nuovamente, però è proprio la regione ha delle competenze che poi demanda, a seconda di quali esse siano, a regioni e a province per la gestione in house, quindi in house all'ente, in questo caso il comune, che con l'assessorato ai servizi sociali è imputato a gestire in ordinaria questo tipo di cosa con i bandi che sono circa l'80%, mentre invece un 20% viene gestito in emergenza e sono le situazioni appunto emergenziali, che possono essere tantissime. Ecco. Ma in effetti Ale, la situazione funziona come hai appena spiegato te in Lombardia. Non so se magari in Liguria, mi sembrava fosse un po' ligure questo ascoltatore dall'accento genovese. Magari in Liguria, dove governa sempre la sinistra, la situazione è un pochettino diversa. Non ho idea, sinceramente. Per cui può darsi che... È vero, questo è il modello lombardo, quello che ho espresso. Per cui può darsi che gli stessi appunti che l'ascoltatore ha appena fatto siano solamente da prendere e girare... alla regione Non Liguria. saprei, questa è una domanda sinceramente che non mi sono mai posto, se la gestione, cioè il modo di gestione è di carattere regionale, quindi ogni regione fa quello che vuole, ma mi sembra strano, oppure se c'è una gestione centrale dello Stato che ti dice si fa così, 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 e poi chiaramente funziona così in tutte le regioni. Però non lo so. Però questa è una cosa che anche noi non conosciamo magari alla perfezione, potrebbe essere l'occasione per approfondire durante una delle prossime puntate. Pronto? Il prossimo, avanti. Ciao. Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto? C'è un... Pronto, un'altra telefonata, avanti, un'altra telefonata. Pronto? Sì, signora, finalmente la adesso sentiamo. signora. Pronto? Buongiorno, signora. C'è l'operaio sul Ma palo. senti una cosa, ma scusa, sono io che... Cioè, è un bel po' che aspetto, ma tocca a me? Sì, adesso tocca a lei, lei. signora, Grazie in a diretta. Dio. Guarda che io ti mando la bolletta, Grazie, va bene, la pagherò sicuramente. No, Tanto ascolta. la pagherà radio. No, signora, no, mandi, aspetta, avanti. fermo. Dica, calma e dica. gesto. Fermati un attimo. Dica, da dove chiama intanto e come si chiama? Sei cicciare troppo. Laura, Da? da Milano. Perfetto. Ascoltami bene, Sì. prima c'era il vostro opinionista che Sì. parlava del pronto soccorso. Sì. Ha dimenticato una cosa importante, perché Mhm. io l'ho sperimentata sulla mia pelle. Quando ho piazzato 9 ore lì sul lettino, Sì. dopo una sincope, e sai perché era intasato il pronto soccorso? Sì. Zeppo, pieno, strapieno di extracomunitari, o avevano l'unghia incarnata, o si erano accoltellati. Questa è veramente la causa del pienone che c'è sempre lì, perché io così tanto non avrei mai potuto aspettare. Chiaro? Chiaro. Ciao. Il problema non è tanto Io la signora degli devo- extracomunitari, il problema è che c'è tanta gente che va al pronto soccorso se c'ha l'unghia incarnita, se c'ha raffreddore, se c'ha la febbre, se gli fa male la testa, se si taglia, se si punge si col taglia- se ti taglia i lago, capelli si troppo taglia i corti. capelli. Il problema è che tante volte il pronto soccorso viene Abusato. abusato. Poi Io, caro magari Villa, poi tu lo Ale, dico tu da che sei un operatore. volontario, infatti tu lo sai meglio di me, per cui ti lascio la parola. C'è un sacco di gente che non ha assolutamente un fico secco di niente, o meglio, ha delle cose che sono assolutamente gestibili dallo studio del proprio medico condotto, o alla peggio, qualora fosse sabato e domenica e quindi il medico non c'è, o festa. Basta telefonare ai numeri verdi, che sono quelli che poi ti fanno parlare direttamente con la guardia medica, e quindi hai già un contatto diretto con un medico, il quale può decidere di inviarti un professionista, quindi un medico, a casa. Signori, a casa ve lo manda, gratis, che vi cura a casa, vi fa la puntura piuttosto che quello che serve. Quindi voi perché state a impazzire a chiamare l'ambulanza, quindi a chiamare noi, che ci rompete le scatole nel senso buono, perché noi siamo lì per gestire delle emergenze, non dei mal di pancia, delle emergenze che portiamo in pronto soccorso per forza di cose, perché non siamo medici, quindi va gestito tutto da un punto di vista medico, intasiamo i pronto soccorsi, pieni così, e poi la signora che giustamente aveva una sincope e quindi sicuramente era un qualcosa che andava trattato in maniera un po' più importante da un punto di vista medico e non magari da un punto di vista ambulatoriale, quindi una cosa che ha carattere di urgenza, deve aspettare 9 ore sul letto. Infatti. Questo è il motivo, questo è il problema. Questo è il problema, ma non mi voglio dilungare oltre su questo argomento, è stato già sufficientemente... Ale, prendiamo le altre telefonate, Bravo. che ne abbiamo in coda un bel po'. Pronto? Buongiorno, scusi l'attesa. Chi è, da dove chiama? Sono Lisetta, dai. Oh, Non ciao avete Lisetta. riconosciuto la voce, dai. Perché con questo Mi buongiorno offendo, ci hai mi spiazzati. offendo. Ciao Allora, Lisetta, come stai? Non c'è male, voi? Bene, Bene, grazie. Sai Lisetta, sai che a me fa sempre Non c'è piacere neanche quando chiama bisogno di qualcuno chiedermi dalla come Brianza. state. Sentite, io dai. continuo il tema del vostro amico dell'Expo, Sì. perché nessuno ne parla, per Sì. dire la verità. Allora ragazzi, secondo me, quello che penso io, che sarà l'Expo a Milano? Come? Che sarà? Chiedo a voi. Per me è la storia del futuro. Ecco, il mondo intero in una sola città, l'incontro tra i popoli e la cooperazione tra gli stati. Per 6 mesi scienziati, imprese, governi e cittadini di tutto il mondo metteranno in mostra le tecnologie e l'innovazione, la cultura, le tradizioni, la creatività del cibo. Questo è quello che penso io, poi non so voi cosa pensiate. Il tema è, mi sembra di aver sentito, nutrire il pianeta, energia Sì, per la vita. giusto, sì. Ecco, è una nuova grande sfida secondo me, ragazzi. È possibile assicurare a tutta l'umanità un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile. Ecco, sta a noi poi, ragazzi, cogliere questa opportunità e partecipare alla creazione del grande successo che sarà l'Expo. Evento di 6 mesi ed eredità, penso, per il territorio nostro. Grazie Lisetta. Vi saluto, buon lavoro. Un abbraccio a tutta la Grazie. Brianza. Avanti la Brianza. prossima ancora che è l'ultima. Pronto? Pronto, buongiorno. Da dove chiama?
chiamo da Savona riguardo alle case popolari in Liguria. Sì. Regione e comune sono autarchici, vorrebbe dire indipendenti uno dall'altro. Qua in Savona c'è l'IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, quindi manovra bene con tutti i vari inciuci il comune. Questo è il primo punto. Il secondo punto, sentivo parlare uno di volontari, questi volontari bisognerebbe dargli la medaglia. Beh, questi centri, Caritas e quant'altro, francescani, sono tutti centri di potere, dove queste persone cancellano il diritto di esistere dei popoli, l'identità, la cultura, la sovranità, con la copertura umanitaria. Sentivo poi Toninè, che io la conosco bene la storia, quel personaggio lì, oltre ai giovani che ha rovinato, gli sono rimasti 3.000 euro al mese perché è stato anche parlamentare. Non ve lo dimenticate queste cose qua. Adesso con si taglia i comuni, sai come succede specialmente l'amministrazione di sinistra come il comune di Savona, che tagliano i poveri disgraziati, le famiglie italiane che non mettono assieme il pranzo con la sera, però si mantengono bene cooperative e tutto quanto la società. Certo, come al solito. Va bene, grazie. Scusa se ti abbiamo sfumato, chiediamo scusa un po' a tutti quelli che abbiamo sfumato proprio per questioni di tempo, noi diamo un 20-30 secondi. Ma leggiamo non di più. I nostri SMS dei nostri mitici ascoltatori. Ce ne sono arrivati un po'. Salutiamo Alessandro che ci scrive da Milano, ma ci ascolta anche dalla Sicilia, da Trapani. Quindi grazie a te Alessandro. Poi salutiamo anche Carmen di Pavia che ci ha mandato un messaggio un po' così, dice che siamo noiosi Carmen di Pavia, e noi anche se siamo noiosi però ti salutiamo lo stesso. Abbiamo fatto anche la gag del palo, della riparazione. Dai. Poi salutiamo a Mauri da Feltre che ci manda al gabinetto, perché tutti giustamente al gabinetto prima o poi. Io Mauri da Feltre lo invidio solo per una cosa. Perché abita vicino a Pedavena e può bere della gran birra. Basta, avanti. Poi salutiamo Mario da MB che ci parla di registratori e di mulini ad acqua, e poi salutiamo Gian da Genova che comunque fa gli auguri a noi e all'Alia. Bene, e anche a Maroni. Bene. Maroni. E allora, tanti auguri, ci uniamo agli auguri, un augurio di una buona giornata, di una buona settimana, di un buon proseguimento della vita lavorativa. E dai, che il weekend ai nostri ormai è alle ascoltatori. porte, perché a martedì è passato, mercoledì siamo già a metà settimana. Ah sì, una volta che è finito giovedì, quei due, il martedì è finito. Infatti, dai, su. E quindi, sulle note della nostra sigla di chiusura, che quest'oggi vi proponiamo, King degli Years and Years, noi vi salutiamo, ringraziamo il nostro regista dall'altra parte del vetro, Vincent Di Maio, grande grazie. La raccomandazione è sempre la solita, fino a settimana prossima, martedì dalle 15 alle 16, voi dovete rimanere sempre attenti a quei due. Avete ascoltato? Attenti a quei due. Questa è una missione impossibile.